Allora, quando lei mi parla, che è presidente di Confcommercio lui, no? Riccardo Galimberti è presidente di Confcommercio a proposito di lavoro. Allora, quando lei mi dice, vi volevo parlare di una mia esperienza a Luna Park, io tremo. No, No, signora Rosa, no. No, Signora. No. Signora Rosa, no. Quanto dura questa cosa? Quando vuole lei. Basta, quindi basta. È venuto in Luna no? Park al paese e quindi giustamente ci abbiamo andati perché... Ci siamo andati. Magari lei che no, poi... Ah no, verbo essere. Verbo essere, Sì, verbo essere, vabbè. lasciamo stare. Vabbè. Non c'ero. E devo dire, Sì. signora Rosa, che quando arriva a Luna Park in un paese piccolino Sì. come quello mio, è una specie di festa. Come no, assolutamente. Quindi ci abbiamo vestito tutti eleganti, veramente... ma poi un Luna Park grande. Sì. Hanno messo la ballerina. La ballerina, sì. La ruota panoramica. Bellissimo. Hanno fatto addirittura il torrente degli innamorati. Ah, bellissimo. Il ruscello, come si chiama? Il canale. Il canale, ecco, il canale degli innamorati. quindi... Con una specie di barchetta. Una barchetta che portava gli innamorati. Sì, c'erano tutti i pianti veri, finti. Tu passavi, tu ci vai cazzita, no? Che non so se lei capisce sto cosa. No. che devo capire, l'ho fatto che mai. uno se la mette sotto braccio, sì. poi c'è una muccicola in ricche, poi c'è un bacio sul collo, poi sa una storia di cose per nasce cose, comincia... Quelle belle serate che uno dice questa sera ho passato una bella Se no, sera. che si chiama a fare? Canale dell'amore. Bravo, se non c'è l'amore... E allora io ci ho andato a Luna Park, ma cattai un biglietto, c'era mio cugino Alfio, c'erano tutti chi del paese. E la Rosa... Ma vi sa riducere come a lei? Se io... Senta, lei la deve finire. Lei la deve finire perché io non sono niente di che, però sono ridotto benino, sono ridotto bene, la smetta, non la finisce parlare. Lei può dire quello che vuole, ma io sono ridotto bene, mi sento bene, sto bene. Ieri sono stato sull'Etna, c'era il sindaco di Belpasso. Siete stati sull'Etna? Sull'Etna, siete andati a vedere un sentiero meraviglioso, naturalistico. Ma l'avete mai visto in mutande? Ma quando mai? No, certo che non mi hanno mai visto in mutande, ma mi hanno visto in mutande a casa mia, mica loro. Io l'ho visto. Lei mi ha visto in mutande. Perché noi ci fanno sfogliare sempre nello stesso camerino, nello stesso posto. Perché siamo due uomini, due colleghi. E quindi io... No, neanche Lucio mi ha visto in mutande, è inutile che lo inquadra. Allora? Che? Ma perché... No, scusi. Finché ride lei va bene. Lei che sta ridendo, scusi. Perché? Lei perché sta ridendo? Perché se lo sta immaginando. La prego, signorina, di finirla. La prego, signorina, la prego. Signorina, mi creda. La prego. Non si può tagliare. Ma non interessa alla signorina, la signorina non mi deve guardare, non mi guarderà. Signora, gli anni Ma cosa vuol dire? Gli anni sicchi. Senza manco un pelo, ma un pelo. E certo, scusi, questo è vero, chi mi ha visto in costume lo sa, io sono glabro. No, lei è perso. No, senta, io sono glabro, sono senza peli, è una questione di costituzione, sono senza barba, che ci posso fare? Un culito. Senta ancora! Scusate. No, fermo. Cosa ridi tu? Anche tu cosa ridi? Quando mi hai visto mai tu in Scusate, da che mondo è mondo mi rivolgo alle signore che lo sanno, le signore lo sanno, la virilità dell'uomo pare assurdo, ma passa anche esteticamente attraverso il culo. Ma c'è l'uomo avere un culo come un cavallo quando cammina. Ma che sta dicendo? Ma io sono così di costituzione, lasci perdere. Abbiamo un banderino capanne. Senta, se voi ridete gli date lo spunto. Guarda il sindaco di Calatergiano come ride. Un banderino terrera panne davanti. E mi dice signor Rodotto bene, ma perché sta parlando, signor Rosa? Ma lei non deve parlare, parlo io? Di chi? No, niente. Certo, di lei mi posso solo allargare la bocca. Vabbè, lasciamo stare. Chiudiamo l'argomento. Allora? Perciò, signor Rosa, ci stavo dicendo, ma visto... No, guarda, io lo notai subito, mentre mi compravo il biglietto, che c'era un signore che mi guardava, ma mi guardava di uno sguardo insistente, di una insistenza insistentemente insistente. Che io da me testa dissi, ma questo perché mi sta guardando di questa insistenza insistentemente insistente? E mi restava questo punto interrogativo nella testa. Certo. Io entro, mi fece a ruota panoramica che non va facite mai.
Perché poi questi birbanti, quando tu sei da sopra auto, perché fanno la finta che ci manca la corrente. E tu hai un colpo da Maria Santissima. Certo. Io non so, io soffro di voragine, perciò come vedo queste cose io mi spavento. Lei soffre di vertigini, anche io soffro di vertigini, in questo siamo uguali. In questo siamo uguali. Io pure non ci salirei mai. Non ci salirei, però... io non c'acchianai, quando uscini dice ora Molino andava e questo io vedevo che era da sopra che mi tagliava. Questo guardava, che mi guardava. Sì. Poi scendiamo e chi da ballerina non gite mai, manco da ballerina. Anche questo è uno... Mi passai una mala serata, è un gioco io ho per... mangiato, avevo fatto cena. Sì. Io disse, prima mangio e poi digerisco mentre sono da una parte. Ehi, ma quale digerere? No. Digerisco. Digerisco. Ma quale digerire? Come chiamare da ballerina, tutte assettate a circolo, tutti così. Sì, così, nella ballerina si sta seduti tutto attorno. Sì. Do disgraziato, non mi desse manco tempo di attaccare la catina. Da parte partivo con un coppo, a così, di scoppolo dove posto. Arrivo un da chi da faccia, che era chi che mi tagliava. Ah, là! Quindi, ce l'avevo proprio di fronte le l'avevo. Proprio di faccia. Meno male che non ci arrivai a andappare perché a ballerina nel frattempo mi disse un po' al contrario. Sì. Io era cagatina e picchettong e io tornai al mio posto. E 2 o 3 volte un sconcerto. Certo, perché già succede, lei aveva pure mangiato. Ci fece a doccia qualche 10 cristiani. Ma inghicchi, ma non ci posso fare, non è che l'ho fatto apposta. Non lo dica però. Lo stomaco che chiamava, tu puliava per fare, io facevo 2 volte, la terza volta, si pigliava l'ascensore. È uscito, vabbè. Basta, poi dico, ora mi faccio con mio cugino Alfio una bella passeggiata nella barca del canale degli innamorati. Va bene. La barca è di 4 posti. Sì. Io mi metto davanti con mio cugino Alfio. Sì. Siccome questo canale c'era, come ci stavo dicendo, un punto dove ci sono tutte le piante, che tu cammini quasi al buio, senti sullo sgruscio dell'acqua, è una cosa romantica, generosa. Diciamo anche botanico. Che? Perché sta facendo così? Le viene da vomitare ancora? È un porco lei. No, scusi, guarda, non mi dica, tutto mi può dire, ma tranne quello che ha appena detto. Io ho detto che era un punto botanico. Sì, ce n'erano qualche 3 o 4. Cosa? Botaniche, ce n'erano qualche 3 o 4. Era botanico, professore, botanico, vuol dire c'erano le piante, no? La botanica, che c'entra? A Cocciuristo, quello è il professore con cui mi sono anche laureato io. Lei ne capisce di botanica? Ne capisce? Sì, no, anche. Lavorava all'orto botanico. Ciao, l'infarinatura. Professore Signorello. Però lui si occupava, e ancora ora, di micologia. E i funghi. I funghi. I funghi, sì. Com'è stata l'annata? Buona? Rilascia i tesserini? Anche. Eppure devo dire che ieri lui era con noi a questa scampagnata promozionale sull'Etna e tanto ha fatto che ha trovato i funghi buoni, è vero o no? Pochi ma li ha trovati. Bravo, buoni sono buoni. Allora, vada avanti. Basta, acchiano sopra era questa un barca. punto dove c'erano le piante, sì. Acchiano sopra questa barca. Appena la barca si stacca, che partiamo, 4 posti, io con mio cugino Alfio, se ci facciamo sta camarata. Anche se non eravate fidanzati. No, così per curiosità. Amore, simpatia, simpatia, amicizia, parenti. Mentre abbiamo fatto manco 1 metro, piglia essendo tutto. No, terzo posto di dietro. Piglia e chiana quello che io ho visto che mi tagliava. Quindi questo continuava a seguirla. Prima la guardava da sotto, poi se lo è trovato sulla ballerina di fronte e ha subito quello che ha subito, pover'uomo. Quindi se l'è trovato anche sulla barca dell'amore. Ha settato dietro di me. Dietro di me. Sì. Basta. Appena ci allontaniamo dalla zona, questa un poco più luminosa, e entriamo in quella un poco più di buio, piglia e mi sento una mano che mi appoggia in spalla. Da dietro. Io capisco subito, signora Rosa. Io non è che mi chiamo Salvo la Rosa. È meno male. È meno male che lei non si chiama Salvo la Rosa e che non è Salvo la Rosa. A me è una cosa, ma va a dire 2.000-3.000 volte e la capisce subito.
Io come mi disse la mano, ho capito, se ora chi sto da mano, sabia andare a secchietta, cerca un portafoglio per furtirmi i soldi. Perfetto. Lei ha fatto questo ragionamento sintetico, rapido, immediato, ma preciso. Io ho pigliato un stipendio di qua da televisione. Quant'erano? 41 euro. 41 euro. Stipendio ufficiale. Tutti a pezzi di 5 euro. Certo. Avevamo un set di soldi tanti. Sì. Perciò io dissi, voglio vedere che so che ora io faccio finta di niente. Bravo. Come chi sta a buttare la mano, io ci acchiappo la mano, ci dico Iaffio, pigliolo, che Iaffio ci cantano un polone. Sì. E lo manda direttamente all'ospedale. Anche perché noi sappiamo che Alfio è un energumeno. Alfio è un energumeno. Beh, perché lui ci ha lavorato assai. Dove? Alfio è un energumeno. Dove? Negli agrumi. No, non negli agrumi. Vabbè, avrà lavorato anche negli agrumi. È un energumeno. È un tipo robusto. Alfio è normale. Normale. Un normale. Se gli dico energumeno non lo capisce. Normale. Alfio è normale. Basta, questo di questa mano di qua era appoggiato così, sì, così. Signor Rosa. Sì. Io dissi, ora fa così. E arriva. Invece questo forse di una tecnica, non so da dove veniva, piglia da qua, piglia manfa o capo. Io dissi, ora che sto ci vado qua, forse calametta mi taglia, lo sapete la tecnica, no? Calametta ti tagliano e ti furtano il portafoglio. E io sempre finta che, senza dirci niente a Alfio, appena entriamo nel tunnel, quello verde, tutto di piante, tutto di buio completo, chi sto a mano di qua, piglia zracte. E mi cala a livello da giacca, disse, qua siamo, ora io isa a mano e mi furta da qua, non mi taglia calametta. Io sempre fermo, come so quando non era da me. Sì, bravo. Manco passano 2 minuti, chi sto da mano da qua, dice, zoppate, da secchietta. Nella tasca. Che? Che cosa succede? Non cercava i soldi. No? Lo ha capito? Ho capito. E arrivato a questo punto, signor La Rosa, lei mi capisce? Certo. Io non so lei che avesse fatto, no? A finta di niente forse avesse fatto. No, lei che ha fatto? Che io, signor La Rosa, come capì che lui con la mano sfruculiava verso i Paesi Bassi. Sì. Io con una mano ci acchiappai la mano ferma. Sì. Come ci acchiappai la mano, io la so, già stringivo. Picchiava. Già era là. Già era là. Lo acchiappo di qua, uggirai che ne sia Alfio, pigliolo! Alfio senza spiare ma manco picchi, chi c'è? Caricando un bolone, mi casca di mano, mi scende cavo di mano, a modo. A me lo faccio che scherzava. No, io sono un buppo che non sa natare, può essere. Può essere. E lì mi sono prodigato, signor La Rosa, che mi abbiai, lo pigliai, l'ho tirato a riva e che so, avevo avuto 10 litri di acqua. E cominciai a fare la respirazione. Quell'uomo. Io non l'ho fatta la respirazione bocca a bocca. Fermo e rispetti tutti. Rispetto tutti, ci mancherebbe. Ci faceva la respirazione, chi sta qui, che c'ha la gaverazza. Faceva 1, 2, una bocca di acqua. 1, 2, una bocca di acqua. 1, 2, una bocca di acqua. Dopo 10 volte, 1, 2, poi, ma che se devo buttarci acqua? Stacco, devo una staghettano, devo una... E non mi avevo accorgiuto che ancora era con culo a moto. Si sieda, il signor Litterio Scalisi, venga qui.